Buongiorno a tutti, 9 marzo, sono le 9, ci troviamo a San Giorgio, in provincia di Verona, Verona, in regione Veneto. Perfetto. La lucidità stamattina è al 100%, anche Non perché dovrebbe, ma Lupin ha fatto tardi ieri sera. questo Era Siamo- il suo compleanno. Esatto, quindi Aveva ragione lei. esatto. almeno una volta. Quindi il giro di oggi andremo a Cima a Trappola, poi da Cima a Trappola Dennis e Thomas scenderanno con le tavole, mentre io e Lupin scenderemo a piedi. Esatto. Quindi ci vediamo per una panoramica a Cima a Trappola. Neve ce n'è, Freddo anche. freddo anche. Ciao a tutti! Ciao, ciao ragazzi. ciao. Buon risveglio. Si parte, ciaspole e via. Eccolo qua che inizia già a chiamarmi. Oggi il sole dovrebbe spuntare per illuminare questa fantastica vallata, mentre dietro di me, ecco qua San Giorgio imbiancata. Si prosegue lungo la carrozzabile. Siamo nella carrozzabile, questa è l'altezza della neve, ce n'è molta. Nel frattempo un po' di nebbia è calata, ma fa parte del gioco, quindi siamo fiduciosi sul bel tempo. Ed ecco davanti a noi Malgamalera. La traccia non è ancora fatta, quindi vediamo le ciaspole. In solitario è partito in quarta, dove va non si sa. Situazione anche con i saspoli, come vedete, si sprofonda. Bianco totale.
Sembra la spedizione del K2. Fantastico. Cosa molto importante, Allacciare bene lo zaino. Sopra che l'ho già fatto sotto. bene. Perché in caso di caduta. Alza un po' le voci, Lupe. Perché in caso di caduta lo zaino deve essere sempre dritto al corpo, sempre, non deve. E poi il peso può sbilanciare, ad esempio il mio è caricato un maletto e può Puoi sbilanciarti. compensare. Perfetto, bravo Lupe. Ed ecco qua la prima caduta di Lupin. Sì. Capita, Capita, mi ha detto Stefano lì, però freddo il culetto un po'. hai un po' freddo a sedere, però Dai, ci sta. dammi una mano Tony perché spero che viene come viene qua. Meno. Ecco, queste sono le cure di primo soccorso. Un attimo di esitazione. Perfetto. Ed ecco il Super Lupin in forma un'altra volta, vincitore sulla neve, in diretta da San Giorgio. Lupin risuscitato. Come vedete la visibilità scarseggia, noi conosciamo le zone, quindi problemi non ce ne sono, anche se bisogna stare molto attenti. E questo è il muro che oggi troviamo davanti. Novità, abbiamo preso una riccia trasmittente per essere sempre in contatto se dovessimo staccarci, quindi altra sicurezza in montagna che può essere utile. Vai Lupin. Lupin si è allontanato. Siamo a 1 chilometro da te, si sente il segnale pulitissimo. Come vedete può essere molto utile. In questo momento, anche avendo la traccia, è un po' difficile conoscere il sentiero perché è bianco su bianco. Noi, come dicevo prima, lo conosciamo, quindi sappiamo dove andare. E siamo arrivati a Passo Malera, non c'è traccia. Ed ecco Denis. Ecco qua il cartello che indica Passo Malera, vedete a sinistra l'imbocco che porta al nostro amico Romeo. Siamo a 1722 e questa è l'altezza della neve di oggi e sta nevicando ancora. Lupin, cosa volevi dire? Volevo salutare tutti e dire che di qua, questo è il bivio dove si va giù dal buon Romeo, dove si mangia da pappa. Quindi indica con il dito, Eccolo qua, mira il dito. miro il dito. Perfetto, tracce non ce ne sono però. No, la neve ha coperto tutto. Bene, Ha coperto anche noi, e anche la nebbia per quello. bene. Comunque- Adesso proseguiamo. Verso il trappola. Bene.
Denis parte in quarta. Si riparte, destinazione Cima Trappola. Speriamo in schiarita, altrimenti la panoramica sarà tutta bianca. Con giubbino giallo, un portatore che sta salendo. Siamo arrivati sulla Grastina, sotto di noi il sentiero, noi abbiamo preferito far questa. Siamo quasi arrivati a Cima Trappola e vediamo in fondo Lupin e Tommy, mentre sulla destra Denis. Forse siamo fortunati che si apra un po', ma dubito. Un timido sole tenta di mandare i suoi raggi per illuminare l'immensità e la vastità di questa zona. Ecco qua davanti a noi San Giorgio. Questa è la discesa che poi Denis e Tommy affronteranno, mentre con Lupin scenderemo con le ciaspole. E siamo arrivati a Cima Trappola. Come vedete i mughi sono tutti coperti e ora vi faccio vedere l'altezza del cartello. Siamo a Cima Trappola e questa è la panoramica che oggi da qua su si può vedere, quindi attenzione quando si sale con la nebbia, l'ho già detto in altri filmati. Oggi riusciamo a vedere almeno un 50 metri, però non di più, peccato. Quindi adesso iniziamo a scendere piano piano. Riprendiamo la discesa.
Lupin? Noi andiamo giù a piedi con le ciaspole. Quindi calipè. Calipè sempre. Passo Corto e lento. lento e corto. Lento così più o meno dai. Ok, andiamo. Ciao ragazzi. Ecco la discesa e questo è come con le ciaspole riusciamo ad andare giù piano piano, mentre Lupin ogni tanto si accascia a terra ma non molla. Di fronte a noi le crestine che portano al rifugio Gaibana, mentre sotto di me Lupin sta continuando la sua marcia e davanti a me San Giorgio con delle schiarite, il silenzio totale, magia pura ragazzi. Come dico sempre, non ci sono parole per descrivere la serenità che trasmette la montagna. Bello, bellissimo. Davanti a noi rifugio Gaibana si intravede e Lupin sotto di noi. Ed ecco davanti a noi il nostro Lupin. Mentre il tempo sta cambiando, domani prevedono fortissime nevicate, tutta riserva d'acqua per quest'estate, quindi va benissimo così. Mentre alla mia sinistra ci sono persone che salgono fantastico. Fa vedere quanta neve c'è. Quanto sarà? Anche forse di più o no? Facciamo 1,80. Bene, 1,60 vai. Mancano 10 minuti all'una, davanti a noi Dennis, Tommy che stanno sciando, stanno scendendo, e davanti a noi San Giorgio. Mentre Lupin scende piano piano, davanti a noi San Giorgio, mentre sulla destra troviamo il rifugio Prima Neve. Manca poco l'arrivo e vi darò tutte le informazioni. Le difficoltà di camminare con la neve si sentono perché la neve è molle e defonda e si impianta ed è un po' fastidioso, però il paesaggio, che io sono strano, ve lo dico subito, a mio parere così opaco con le nuvole mi piace un sacco, è molto suggestivo e bello, ha il suo fascino. Chiaro che non si possono vedere orizzonti lontani, però ti fa pensare al suo fascino, a me piace un sacco. La montagna con la neve è più tranquilla, anche più meno gente, bello bello e bello ancora. Perfetto, Stupendo. bravo Lupin.
Buongiorno a tutti, obiettivo raggiunto. come sempre. Esatto, abbiamo fatto San Giorgio, Cima Trappola con la nebbia. Abbiamo fatto Passo Malera anche. Passo Malera. Insomma, Esatto. Con Quanti metri? Tom? 400 metri di slivello. Per 7 km. fantastico. stupendo veramente. Ok, tu Lupin volevi dire qualcosa? Sì, vorrei ricordare al pubblico che alle 8:45 di mercoledì 20 vi aspettiamo tutti alla chiesa della disciplina a Tragnago Perché? per il racconto dei 7 vulcani. E siccome avete tutti persone di montagna, volevo condividerlo con voi in questa serata. Mi farebbe piacere se veniste a trovarci. Grazie Lupin, grazie a tutti. Ciao a tutti, ci Buona vediamo serata, ciao. alla prossima. Ciao. Ciao.